Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, fatemi fare tutte le operazioni che ogni volta facciamo. Ok, perfetto. Allora, anche stasera un argomento meraviglioso. Abbiamo cambiato nuovamente argomento. Come avete visto, stiamo sempre variando. Andiamo avete visto, dalla biologia al nuraghe, navigazione antica, insomma. Quest'anno abbiamo fatto davvero tantissimi eventi, sia quelli online che quelli in diretta streaming qua, dove abbiamo affrontato davvero tantissimi argomenti. Buonasera Berni, mi scrivi per favore se si sente, si vede bene, così sono tranquillo, perché siamo sempre con dispositivi elettronici alla fine connessi al web, quindi l'imprevisto ci può stare, quindi magari mettimi un pollice su o dimmi se va bene. Perfetto, ok, grazie. Allora, adesso il software sta inviando tutti gli avvisi della diretta per connettervi, vi sta inviando i link, quindi perdiamo qualche minuto. Allora, stasera abbiamo un argomento bellissimo, davvero, io spero che ci siano anche tante donne, oltre che uomini, perché è un argomento dove si parlerà di pane, quindi è molto interessante. Alle persone che già si stanno collegando, vi invito a condividere il link, quindi mettete il link nei vostri profili, come sempre. Vi ringrazio perché poi io controllo tutto e mi accorgo chi lo fa, chi non lo fa. Vi ringrazio davvero tutte le persone che ogni volta lo fanno. Condividete in qualche gruppo che magari frequentate, insomma, che può essere interessante per altri. Allora, io mando avanti l'ospite. Ecco qua, allora abbiamo con noi la dottoressa Giovanna Fundoni. Eccoci qua. Allora, questa sera cambiamo totalmente argomento che non abbiamo mai affrontato qui, ed è davvero molto interessante perché parleremo di pane nuragico attraverso le ricerche che avete fatto in questi anni, panificazione e poi anche archeologia sperimentale, quindi faremo un bel, insomma, un bel racconto. Sì, dai, ripercorreremo un po' le tappe che hanno portato al pane nuragico e hanno portato ai nostri studi e alla sperimentazione. Sì, allora, che poi io tra l'altro sono venuto l'anno scorso a vedere un evento del RIPAM, no, non mi ricordo dove, però sono venuto, avevo visto in diretta lì, mentre tu con la tua collega facevate il pane lì sulla brace, Sì, dopo sì. è uscito, l'ho anche assaggiato, quindi davvero molto interessante, dopo tu ce ne parlerai in modo più Sì, poi vi parlerò. approfondito. Allora, fatemi cambiare pagina qui, eccoci qua. Allora, vi rinvito nuovamente a condividere la diretta nei vostri profili, in qualche gruppo che frequentate, così siamo di più. Io nel frattempo, siccome vi do il tempo, io lo so che molti di voi si collegano dopo mangiato, dopo cena, ma io mangio verso le 8, ma mi pare che c'è molta gente che mangia dopo le 21, quindi arrivano qua sempre alle 21:30, 21:20, 21:15. Quindi perdo qualche altro minuto, io vi faccio vedere la sigla che è molto carina e ci vediamo tra qualche minuto.
eccoci qua, siamo tornati in diretta. Questa sera abbiamo con noi ospite la dottoressa Giovanna Fundoni dell'Università di Sassari. Buonasera, buonasera a tutte le persone che si stanno collegando. Questa sera, come avete visto dalla locandina, parleremo di un argomento che non abbiamo mai affrontato, con Giovanna, che è una grandissima esperta di questo argomento qua, secondo me è una delle più forti. Andremo a scoprire il pane nuragico, come ci si è arrivati anche ad avere alcune informazioni, poi parleremo di archeologia sperimentale. Vi voglio ricordare che oggi, tra l'altro, Giovanna è protagonista anche di un altro video che abbiamo rilasciato, gli scavi di Sosmuros di Buttusò. Quindi, se non l'avete visto, andate a cercare su YouTube, insomma, ovunque, c'è il video degli scavi. Un bellissimo video, quindi andate a vederlo, così scoprirete un po' delle novità, perché quelli sono gli scavi del 2023. Allora, Giovanna, stasera parleremo di pane nuragico. Sì. Adesso, ok, perfetto. Allora, parleremo di pane nuragico, un argomento molto interessante. Tu hai studiato molto questo argomento, poi tu con il RIPAM fai anche una divulgazione dove mostri come viene preparato, lo fate anche assaggiare insieme alle tue colleghe. Sì, abbiamo, oltre la parte più di studio sulle testimonianze archeologiche sul pane in epoca nuragica, abbiamo fatto proprio una parte di archeologia sperimentale. Faccio parte del laboratorio RIPAM dell'Università di Sassari, un laboratorio che si occupa di diverse attività legate all'archeologia, ma in particolare anche di attività di archeologia sperimentale. Sperimentiamo, riproduciamo come si producevano il pane, come si lavorava il bronzo, come si facevano diverse attività produttive nella preistoria e protostoria. Noi ci siamo focalizzati sulla preistoria e protostoria, soprattutto sull'età nuragica. E io faccio con la mia collega Valeria Congiatto, che sicuramente qua è saluto, ci occupiamo del laboratorio sul pane nuragico. Riproduciamo tutta la sperimentazione, tutto il processo di sperimentazione che abbiamo fatto noi per ricostruire uno dei tipi di pane che venivano prodotti in epoca nuragica e lo presentiamo al pubblico nelle piazze, nelle feste, coinvolgendo anche il pubblico, facendo la parte della spiegazione, ma anche facendoli partecipare proprio alle attività. Quindi in questa conferenza c'è un po' di tutto, c'è la parte dello studio più anche quella della sperimentazione. Sì, no, io come ho detto prima sono venuto a una di queste, mi ricordo l'anno scorso, ho assaggiato il pane, sì, è un po' diverso, però non era male. Poi dopo tu ci spiegherai nel dettaglio un po' come veniva fatto, realizzato, quindi un po' diverso da quello che facciamo oggi. Allora, io vado a caricarti, ecco qua. Eccoci qua. Io prima di iniziare però ti ringrazio per avermi invitato a questa manifestazione, a questa conferenza, perché per me è un onore, un piacere, ci dai modo di condividere le nostre ricerche, di presentarle al pubblico e allora, poi ti ringrazio anche per gli eventi. Sì, dimmi. No, allora fammi dire una cosa, fammi tornare così, perché mi hai dato il là. Allora, io ringrazio te, no, prima di tutto ringrazio te. Però noi riceviamo continuamente tantissimi email, messaggi su Messenger di persone che ci scrivono da tutta Italia, sul serio, da tutta Italia, dove tantissime persone, non sono solo appassionati, ma sono davvero tanti studenti del secondo anno, terzo anno, quarto anno, insomma, che studiano in diverse università e che prendono queste serate che non sono... Sì, sono divulgative, ma sempre, insomma, siamo a un certo livello, non è che sono così banali. Esatto, hanno una base scientifica, sono divulgative, sì, ma sono molto utili anche a tanti studenti da tutta Italia. Quindi mi arrivano davvero tanti messaggi. Io approfitto e ringrazio tutti quanti, quelli che poi si guardano le registrazioni anche dopo. Lo so che non tutti possono stare le sere così in diretta, c'è chi lavora, chi, insomma... Anche molti di loro studiano, quindi io ringrazio tutti quanti, davvero grazie. Ne mancano ancora, credo, un paio di dirette e poi abbiamo finito, quindi dopo avete tutti i martedì liberi. Prego, a te. No, niente, dicevo che
ti ringrazio anche per un'altra cosa, perché fai un servizio pubblico con queste conferenze, cioè riesci a fare quello che in altre occasioni non si riesce, cioè condividere, divulgare al pubblico le novità della ricerca, che sia archeologia, che sia altro. Io parlo per il mio campo e per l'archeologia, e non è una cosa da poco, perché l'archeologia ha bisogno Sì. di quello, quindi questa è una grande cosa. Quindi Ti dai, ringrazio tantissimo. figurati. Iniziamo quindi oggi a parlare del pane nella Sardegna nuragica. Partiremo dalle testimonianze archeologiche e finiremo con l'archeologia sperimentale. Faccio subito una premessa: io parlerò di Sardegna nuragica in generale. Oggi nel mondo scientifico si tende a considerare epoca nuragica solamente quella in cui si costruirono e si utilizzarono i nuraghi, quindi le parti più avanzate del periodo del bronzo finale e l'età del ferro non vengono incluse in quella. Però, siccome qua siamo in una conferenza divulgativa ed è bene essere comprensibili a tutti, io parlerò in generale di Sardegna nuragica, includendo sia il periodo, la bella epoca dei nuraghi, fino ad arrivare all'età del bronzo del ferro, magari specificando dove necessario. Quindi giusto una piccola premessa. Allora, iniziamo a vedere di che cosa parleremo. Parleremo di pane. Il pane sembra qualcosa di banalissimo, siamo l'alimento più diffuso nel nostro mondo, ed era sicuramente un alimento molto diffuso ed importante nel mondo antico, l'alimento per eccellenza. Molto spesso quando facciamo i nostri laboratori, le conferenze, la gente rimane meravigliata perché molti non pensano che in età nuragica, nella preistoria della Sardegna, si facesse il pane. In realtà il pane nella preistoria e nel protostoria è la cosa più scontata che c'è. Nel momento in cui c'è la cerealicoltura, nel momento in cui c'è l'agricoltura, c'era il pane. Il pane arriva praticamente con l'agricoltura, almeno per quel che riguarda il mondo mediterraneo, ma pensate che il pane in certi posti, soprattutto in Medio Oriente, arriva prima della scoperta dell'agricoltura, cioè gli uomini iniziano a fare il pane con i cereali selvatici. Già quando iniziano a raccogliere i cereali selvatici si rendono conto che possono realizzarci degli alimenti. È il primo alimento elaborato che viene, uno dei primi alimenti più elaborati che viene prodotto dall'uomo. In realtà nel momento in cui l'uomo inizia a raccogliere i cereali, iniziò ad aver bisogno di lavorarli in qualche modo per mangiarli. L'uomo non riesce a digerire il cereale crudo, non è neanche facile da mangiare, quindi si inventò dei modi per poterle mangiare. Probabilmente iniziarono quasi subito a cuocerli, a fare delle farine, però anche la farina in sé da sola non è il massimo, quindi provarono probabilmente a mangiarli in forma di creme, probabilmente di zuppe, finché non si arrivò a cuocere questi impasti e si arrivò al pane. Probabilmente quella del pane fu una rivoluzione per l'alimentazione, perché il pane è un alimento buono, che dà nutrimento, che ti dà energia, che puoi conservare, che ti puoi portare appresso. Quindi probabilmente nella grande epoca del Neolitico, che è piena di rivoluzioni, piena di innovazioni, anche quella del pane dovette essere una sorta di piccola rivoluzione, e divenne l'alimento per eccellenza. In tutti i popoli che praticavano l'agricoltura, parlo del Mediterraneo, la cerealicoltura, produssero pane, fecero pani differenti, a volte di cereali diversi, cotti in modo diverso, elaborati in modo diverso, ma il concetto è sempre quello. E il pane, da allora fino a un passato recentissimo, divenne l'alimento per eccellenza. Se oggi noi siamo abituati, per noi il pane ha pochissimo valore, lo mangiamo tutti quanti, ci piace, però alla fine non è un alimento costosissimo, un alimento che possono mangiare tutti, e lo sprechiamo, ne buttiamo tantissimo di pane. In passato questo era impensabile, e non parlo solo di preistoria e protostoria, io parlo anche per l'epoca dei nostri nonni. Provate a chiedere ai vostri nonni se buttavano il pane, se sprecavano il pane. Assolutamente no. Chi ha vissuto epoche di restrizioni, o comunque sicuramente di minor benessere di adesso, assolutamente rispetta il pane e sa benissimo quanto è importante. Vi ripeto, quello che si faceva, il rispetto che c'era per il pane nel Neolitico, nel Medioevo, in età romana, ce l'avevano anche i nostri nonni. Qualcuno di voi si ricorderà magari dei nonni che non volevano che si mettesse il pane al rovescio, che baciavano il pane se cadeva, che non lo buttavano mai, che lo riciclavano.
Queste sono basi della cultura mediterranea, non solo dell'alimentazione, ma proprio della cultura, radicate nella nostra cultura, che purtroppo però stiamo perdendo. Chissà che magari riusciamo a tornare indietro, a recuperarle un po'. Però dovete pensare che tutto questo viene agli inizi proprio della cerealicoltura, della produzione di pane. Quando produrre cibi complessi era un lavoraccio, era difficile, era faticoso, era rischioso. Il pane noi non ci pensiamo, noi lo compriamo al supermercato, andiamo, lo prendiamo e non stiamo neanche a pensare cosa c'è dietro. Ma cosa c'è veramente dietro il pane? C'è l'agricoltura, c'è non solo chi lo cuoce, non solo chi fa la farina, c'è l'agricoltura, c'è un anno di lavoro. Il pane per gli antichi, ma in realtà anche oggi, per quanto l'agricoltura sia cambiata, per gli antichi era il risultato finale di un anno di lavoro, dell'anno agrario, dalla semina al raccolto, alla lavorazione e conservazione del cereale, alla realizzazione della farina, cioè con il grano che piantavi a inizio della stagione, il pane lo mangiavi quasi un anno dopo. Quindi immaginate che lavoro c'è e il rischio che c'è per avere il pane, perché non è detto che quello che semini ti vada in porto, che produca. Non è detto che la coltivazione ti vada bene, potrebbe arrivare una grande pioggia, una grande siccità, potrebbe arrivare qualsiasi tipo di evento naturale che ti distrugge il raccolto. Quindi immaginate quanto lavoro c'era, che rischio c'era e cosa ci voleva veramente per arrivare dal grano o da qualsiasi tipo di cereale al pane. Questo gli antichi lo sapevano e perciò per loro il pane era qualcosa di sacro, qualcosa di importantissimo e culturalmente questa sua importanza gli è rimasta fino quasi ai giorni nostri. Pensiamo sempre alla Sardegna, che essendo un'isola è molto conservatrice. Il pane è legato a tutti i momenti più importanti della vita culturale sarda. Abbiamo il pane dei matrimoni, il pane dei morti, il pane dei funerali, abbiamo il pane delle feste, abbiamo tanti tipi di pane, abbiamo tanti rituali col pane. Ci sono rituali di Capodanno in cui si taglia un pezzo di pane sulla testa in alcuni paesi di una persona, rituali dei matrimoni in cui si fa qualcosa con il pane, i pani decorati con tante simbologie, quindi è rimasta ancora radicatissima, il pane decorato è rimasta radicatissima nella nostra cultura. Perché? Perché il pane era importantissimo, era la base dell'alimentazione. Attorno al pane giravano le proteine, giravano altri tipi, gli ortaggi, le erbette, tanti tipi di cibi, però la base era il pane. Attorno a quello c'era tutto il resto della dieta e non parlo solo della Sardegna, ma del Mediterraneo. Il pane è parte della dieta mediterranea, poi ci si aggiunge la pasta, eccetera, eccetera, ma per l'antichità era questo. Quindi, essendo così importante, era qualcosa di quasi sacro. E non parlo solo di sacralità in senso religioso, parlo di sacralità anche culturale, il concetto del pane, tant'è che gli antichi, quando dovevano fare un dono alla divinità, molto spesso c'era il pane. Il pane perché era il risultato finale dell'anno di lavoro, quindi per loro era il modo migliore per ringraziare la divinità per avergli dato probabilmente un buon raccolto, per avergli dato la possibilità di poter mangiare. Ti offriamo ciò che siamo riusciti a produrre. E questo noi dove lo vediamo nella Sardegna antica? Lo vediamo nei bronzetti, per esempio nella Sardegna nuragica del bronzo finale del ferro. Lo vediamo persino prima, nella parte più antica della civiltà nuragica, della Sardegna nuragica, nelle tombe di giganti, dove spesso le offerte principali che troviamo nell'esedra, cioè nella parte esterna delle tombe di giganti, sono tegami, questi vasi che vi farò vedere dopo, utilizzati per cuocere il pane, che si ritrovano in grandissima quantità nelle esedre delle tombe di giganti, probabilmente offerti come vaso in sé, offerti ai loro defunti, perché all'epoca la religione era basata sul culto dei morti, ma probabilmente offerti anche forse col pane dentro, che noi non ritroviamo. Quindi da sempre l'uomo ha cercato di offrire, fosse ai defunti, fosse alla divinità, il pane, questo alimento che per lui era sacro, era il risultato di tanta fatica, di tanto impegno e anche di un po' di fortuna, perché ci vuole anche un po' di fortuna perché l'agricoltura, la coltivazione funzioni e non ci siano problemi. Quindi, fatta tutta questa grande premessa, iniziamo a vedere tutto quello che sappiamo sul pane nella Sardegna nuragica. Andiamo avanti. Cosa sappiamo sul pane nella Sardegna nuragica? Abbiamo tanti dati, non sembra ma ce li abbiamo. Intanto abbiamo dati sui cereali. Abbiamo cereali carbonizzati trovati in diversi contesti nuragici, nei nuraghi, nei villaggi.
abbiamo addirittura cereali non carbonizzati ma conservati in condizioni particolarissime in ambienti anaerobici, cioè senza ossigeno, che ne ha permesso la conservazione per circa 3000 anni, anche di più. Abbiamo i pollini dei cereali, cioè i pollini delle piante dei cereali che si sono conservati fino a noi, li vedremo dopo. Abbiamo invece una cosa importantissima, briciole di pane carbonizzato trovati in diversi siti archeologici della Sardegna, che sono stati una grande rivoluzione per le conoscenze in questo campo, perché ci hanno permesso di capire, intanto di provare che facevano effettivamente il pane, ma di capire anche che pane facevano. Poi abbiamo tutta una serie di testimonianze indirette, che sono gli strumenti agricoli, le rappresentazioni di pane e di strumenti per la lavorazione, per l'agricoltura nei bronzetti, abbiamo i silos e i vasi che venivano utilizzati per conservare i cereali, molto spesso ci troviamo i cereali attaccati, per esempio. Abbiamo i vasi per cuocere, per preparare il pane, le pintadere per decolarlo, le piastre di cottura ai forni, tutta una serie di manufatti, di prodotti dell'uomo che ci permettono direttamente o indirettamente di capire che cosa facevano. Facevano il pane, coltivavano il grano, tutti questi dati noi ce li abbiamo dai dati archeologici, dalle testimonianze archeologiche, da ciò che noi troviamo negli scavi archeologici. Cosa sappiamo sui cereali in Sardegna? Intanto sappiamo che ce li abbiamo sin dal Neolitico antico, forse medio, dal VI-V millennio a.C. abbiamo le prime testimonianze. Abbiamo grano, farro, orzo, i più diversi tipi, non è che ce ne fosse uno solo, ne abbiamo diversi tipi, alcuni dei quali sicuramente estinti, studiati, però comunque estinti o trasformati con la selezione da parte dell'uomo, per esempio Triticum monococcum, Dicoccum, il Triticum estivum, il Duno, quindi abbiamo il grano duro, il grano normale, orzo, diversi tipi di orzo come l'Ordium exasticum, l'Ordium volgare nudum. Sono tutte specie non endemiche, cioè non native della Sardegna, ma arrivate in Sardegna nel Neolitico. Arrivate assieme all'agricoltura, all'allevamento, in quello che noi archeologi chiamiamo pacchetto neolitico, cioè tutta quella serie di innovazioni che si diffusero per tutto il Mediterraneo nel Neolitico. E negli scavi archeologici noi, grazie alle analisi, grazie ai ritrovamenti, riusciamo ad avere tutti questi dati, soprattutto per esempio i semi conservati in ambienti particolari o i pollini. Per quanto riguarda i semi e i pollini, negli ultimi anni abbiamo avuto grandi ritrovamenti. In passato purtroppo l'archeologia ancora non poteva dare le informazioni che riesce a dare adesso. L'archeologia era archeologia di scavo, di studio delle testimonianze, delle strutture, dei materiali, però purtroppo non c'erano le tecniche, non c'erano neanche le conoscenze per poter riconoscere i dati che per fortuna riusciamo ad avere oggi. Scordatevi l'idea dell'archeologo Indiana Jones che va a cercare tesori e reperti. L'archeologo oggi è un investigatore del passato, va a raccogliere indizi, va a cercare indizi, li raccoglie, li studia e cerca di ricostruire. E l'archeologo non lavora da solo, l'archeologo di oggi lavora con l'aiuto di altri specialisti, delle discipline scientifiche, di tante discipline che ci aiutano ad avere numerosi dati. Oggi noi non raccogliamo solo i manufatti dell'uomo, ma raccogliamo tutta una serie di testimonianze, a volte anche invisibili, che ci permettono di ricostruire dove viveva l'uomo, l'ambiente in cui viveva, il clima, la vegetazione, la sua alimentazione, quindi tutta la dieta, i prodotti che faceva, le attività che facevano, tutto grazie alla collaborazione tra discipline. Per esempio, la botanica, la paleobotanica ci permette di osservare i semi che prima non si raccoglievano negli scavi archeologici, adesso li cerchiamo assolutamente, i semi e capire che tipo di piante venivano coltivate, che tipo di piante naturali crescevano in una determinata zona, oppure raccogliamo i pollini inglobati nei sedimenti. Voi non immaginate che meraviglia di informazioni riescono a darci i pollini. Chi come me è allergico ai pollini sa benissimo che in primavera svolazzano dappertutto, si depositano e noi iniziamo a starnutire e a lacrimare, e però il terreno inizia ad inglobarli. Una parte dei pollini normalmente rimangono nel terreno, vengono inglobati dal terreno, si deposita polvere, ci cadono pietre, foglie, insomma finiscono nella stratigrafia, in quella che noi chiamiamo stratigrafia archeologica, e rimangono conservati lì per migliaia e migliaia di anni. Ecco, noi quando scaviamo raccogliamo campioni di sedimento, cioè la terra che togliamo in determinate condizioni naturalmente, e cosa facciamo? La facciamo studiare da chi è esperto in queste cose, che osserva al microscopio, osserva bene se ci sono pollini che sono microscopici inglobati nel sedimento
e riesce a capire che piante c'erano, perché ogni pianta ha il suo polline distinto, non uguale agli altri. Quindi un botanico riesce a capire di che cosa si tratta. Se noi portiamo i sedimenti in cui ci sono pollini, il botanico ci dice: lì c'è grano, lì c'è orzo, lì ci sono legumi. E questo in Sardegna, per fortuna, si sta iniziando a fare sempre in maniera sempre più frequente. Noi sappiamo che in età nuragica c'erano tante coltivazioni di grano e di orzo, per esempio. In molti posti con tutte queste analisi si riesce a ricostruire perfettamente l'ambiente, si sa che percentuale c'era di foresta, per esempio, e di coltivazione, che tipo di ambiente c'era attorno al villaggio e a che distanza più o meno potevano essere invece altri tipi di ambienti. Si riescono ad avere informazioni di diverso tipo, grazie alla collaborazione tra le diverse discipline. Qua nelle foto vi ho messo dei semi ritrovati, quelli che vedete nel vaso sono stati ritrovati a Saosa Cabras, in un contesto del bronzo recente, conservati miracolosamente, diremmo ora, perché non sono carbonizzati. Gli altri che abbiamo in giro per la Sardegna sono carbonizzati, semi che gli sono caduti nel focolare o che sono stati bruciati perché magari venivano tostati. Invece in questo caso si sono conservati perché erano in mezzo al fango, sono stati sepolti da un'alluvione, una grande alluvione, e conservati nel fango in assenza di ossigeno sono rimasti, sono arrivati fino a noi oggi. Guardateli qua fotografati, sembrano di ieri, eppure sono del 1300 avanti Cristo. Abbiamo diversi resti di cereali nell'età del bronzo della Sardegna. Per il bronzo medio, per esempio, abbiamo dei dati dalla grotta di Montemeana di Sant'Adi. Abbiamo orzo e grano associati ad altri tipi di vegetali che si datano più o meno tra il XXI e il XVIII secolo avanti Cristo, quindi siamo proprio agli inizi dell'età nuragica e prima dal periodo precedente. Al nuraghe Duos nurages di Borore abbiamo grano e orzo datati tra bronzo medio e recente, ritrovati già negli anni 80-90. Lì c'erano indagini di un'equipe americana che già iniziavano a fare questi tipi di studi e a raccogliere questi dati. Per quanto riguarda il bronzo recente, anche qua, quello di Saosa, di cui vi stavo parlando. Il villaggio di Saosa a Cabras è quello che era stato trovato durante la rotatoria all'uscita di Cabras. Lì vi ricordate, probabilmente avrete letto sui giornali, bloccarono i lavori per tanto tempo, vennero scavate e si trovarono i resti di un insediamento con dei pozzi, dei silos, un insediamento del bronzo recente, che nel bronzo recente era stato coinvolto da un'alluvione che praticamente ci ha lasciato un tesoro di conoscenze, perché sono stati trovati semi, resti di diversi tipi di alimenti, le vinacce che ci hanno provato la produzione di vino, i fichi, il melone, un sacco di informazioni incredibili grazie proprio a questi pozzi con il fango in assenza di ossigeno che hanno conservato di tutto. Poi abbiamo molti dati interessanti dal nuraghe a Rubido del Roli. In una torre del nuraghe sono stati trovati orzo e grano carbonizzati. Lì addirittura il discorso è molto più complesso, perché c'è proprio una zona, una sorta di parte di laboratorio produttivo in cui si andava dal grano veramente al pane, c'erano le macine, le coppe di cottura, il pane, briciole di pane carbonizzato, sembrava proprio un ambiente legato alla panificazione, alla produzione di cereali di pane, che si data più o meno dal XIV al XIII avanti Cristo, quindi 1400-1300 avanti Cristo più o meno. Poi abbiamo anche briciole di pane integrale in un'altra torre dello stesso nuraghe e polli nei sedimenti di tutto l'insediamento che provano proprio la coltivazione dei cereali. Qua li vedete proprio le bricioline di pane rappresentate in questa foto sotto. Dal nuraghe Gennamaria di Villanova Furro, anche qua dagli scavi nelle capanne del villaggio sono stati trovati semi di farro, grano, orzo carbonizzati, in parte attaccati al fondo di grandi vasi come quello che vedete nella foto. Sono vasi grandissimi, gli ziri, vasi da conservazione. Vi dico una cosa, noi siamo abituati a comprare la farina, i nostri nonni conservavano la farina nei sacchi. Dovete pensare che in tempi così antichi non si conservava la farina, si conservava il grano o il cereale in generale. La farina è troppo rischiosa, per conservare la farina devi avere delle condizioni ideali, non deve esserci l'umidità, non ci devono essere insetti, non ci devono essere, non ci deve essere la possibilità di muffe o di parassiti, quindi era rischiosissimo. Mentre in un passato recente si conservava la farina nei sacchi, nell'antichità si conservava il grano nei silos, cioè nei grandi pozzi scavati nel terreno, o nei grandi vasi come gli ziri che vedete qua.
e si macinava al momento. Negli insediamenti nuragici noi troviamo numerosissime macine, sempre. Si macinava probabilmente tutti i giorni per fare il pane ogni giorno. Ecco, qua andiamo avanti. Però della coltivazione dei cereali noi abbiamo anche un sacco di testimonianze indirette, così come ce l'abbiamo del pane. Abbiamo i resti degli strumenti utilizzati per lavorare la terra, gli aratri, abbiamo rappresentazioni di attività agricole nei bronzetti, vasi e silos per lo stoccaggio dei cereali come quelli che abbiamo visto prima e macine per la molitura. Ecco qua alcuni strumenti agricoli e le loro rappresentazioni. Qua abbiamo le falci, i falcetti, quindi per mietere, i vomeri, tutte le parti dell'aratro. Falci ne abbiamo di diverso tipo. Abbiamo le rappresentazioni di buoi utilizzati nel lavoro dei campi. Vedete qua proprio la coppia aggiogata, sembrerebbe un'immagine di ieri, invece stiamo parlando dell'età del ferro. Anche qua un uomo che cavalca addirittura un bue che si vede che è addomesticato e che offre il pane. Guardate, questo bronzetto ha pure il pane, quindi proprio carico di simboli legati all'agricoltura, a tutto il lavoro e alla produzione del pane. I vasi che abbiamo visto prima e i pozzi silos di cui vi parlavo prima. Guardate, questi pozzi scavati o nella roccia o nel terreno, qui c'è l'arenaria. E a volte abbiamo addirittura alcuni di questi vasi, sappiamo che contenevano cereali perché all'interno sono stati trovati chicchi di grano bruciati, attaccati al fondo. Bruciati perché probabilmente in qualche caso il grano veniva tostato affinché si conservasse meglio e non si attaccassero i parassiti, non si creassero delle muffe e magari qualche chicco gli si bruciava invece di essere solo tostato gli si bruciava totalmente. Poi altri chicchi di cereali tostati, cioè bruciati, li troviamo invece nei focolari, probabilmente gli cadeva mentre lo pulivano, mentre stavano macinando per qualche altro motivo e rimasero lì per 2000 anni, 3000 anni, quello che è. Abbiamo le macine, numerosissime macine. Macine ce le abbiamo dal Neolitico e ne abbiamo di tanti tipi, quelle grandi a sella o quelle classiche di forme differenti che sono quelle qua. Che cos'è una macina? Una macina è il corrispondente dei nostri mulini. È una pietra con una superficie piatta sulla quale si mette il cereale e con un'altra pietra si macina come? Strisciando la pietra e consumandolo, riducendolo in polvere, cioè in farina. Ecco, gli insediamenti nuragici, quando scaviamo nei siti archeologici di epoca nuragica, troviamo macinelli e pestelli a non finire, sono una delle cose che si trovano di più. Spesso, diciamo quasi sempre, le macine sono di basalto, ma le troviamo anche di granito. Nel sito Sosmuro di Budusod, in cui ha parlato prima Gianmario, in cui stiamo scavando anche attualmente, le abbiamo trovato diverse di granito. I resti di pane del mondo nuragico sono la cosa più carina, più interessante, per la quale diciamo che si deve la scoperta a Mauro Perra, che li ha studiati e che ha studiato tutto ciò che riguarda il nuraga Rubbio di Orruli, da dove vengono i primi, e sono frammenti, briciole di una focaccia non lievitata che in una delle torri che è associata a tutta una serie di strumenti che ci hanno fatto pensare proprio a un ambiente della panificazione e che anche nello stesso contesto è associata anche a ghiande, quindi si è pensato che probabilmente utilizzassero in qualche modo anche le ghiande. La focaccia è stata analizzata e non è lievitata, per quello parlo di focaccia, non di pane, è un pane non lievitata. Come si capisce se un pane è lievitato o no? Dalle bollicine all'osservazione al microscopio, la lievitazione lascia dei buchi, delle bollicine. Ecco, questo ha delle piccole, minuscole bollicine che vengono da una mini lievitazione quasi naturale che normalmente si ha nel pane quando si lavora, che ingloba l'aria e si inizia a lavorare e quindi si creano queste bollicine. Nel pane lievitato questi alveoli, queste bollicine sono più grandi, si vede benissimo, è proprio riconoscibilissimo. E altri frammenti, altre briciole di focacce non lievitate si hanno dal nuraga Gianna Maria di Villanova Furru. E di queste briciole di pane, che poi sono diverse, non sono neanche poche, in qualche caso si è riuscito a capire che si trattava di grano, anche di diverso tipo, in altri casi non è stato facile, perché per distinguerlo ci devono essere dei macroresti, cioè dei resti di cereale un po' più grossi.
Quando la farina è ben macinata, non ci sono macroresti, allora è un po' più difficile capire esattamente di che cosa si trattasse. Io spero che da questi ritrovamenti d'ora in avanti si aumenti, se ne trovino altri. Certo, lì è un ritrovamento interessantissimo perché trovati nel focolare, cioè dove facevano il fuoco, dove probabilmente cucinavano il pane. Allora lì è bello immaginare chissà come ci sono finiti. Gli si è bruciato il pane oppure qualche bordo e hanno iniziato a grattare via la parte bruciata, gli è caduta nel focolare o gli è caduto il pane intero, chissà. Però grazie alla dimenticanza, al fatto che quel frammento di quel pezzo di pane si è bruciato, noi dopo più di 3000 anni abbiamo queste interessantissime informazioni. Poi abbiamo tutta una serie di rappresentazioni, di testimonianze indirette, rappresentazioni di pane nei bronzetti nuragici. I bronzetti sono quelle statuine di bronzo prodotte nella Sardegna nuragica, soprattutto nell'età del ferro, ma probabilmente già alla fine del bronzo finale. Bronzetti figurati, cioè quelli che rappresentano delle persone o animali. In questo caso parliamo proprio delle persone e di una categoria di questi bronzetti che sono quelli che vengono definiti offerenti, cioè persone che offrono qualcosa alla divinità, al tempio, al santuario, non sappiamo esattamente. La religione nuragica è molto difficile da ricostruire, sappiamo che sicuramente c'era una credenza in qualcosa di sovrannaturale che viene normalmente identificata in determinati posti in cui si costruiscono dei templi, alle quali si ricollega l'acqua, si ricollegano tutta una serie di manifestazioni naturali. Ecco, in questi posti, nei templi e nei santuari, sono stati ritrovati i bronzetti. Purtroppo, ahimè, gran parte dei bronzetti sono stati ritrovati in passato, a volte addirittura in scavi non propriamente archeologici, a volte peggio dai tombaroli e sono arrivati a noi tramite collezioni, sequestri, eccetera. Purtroppo bronzetti trovati in strato sono rarissimi, speriamo prima o poi di trovarne di più e di riuscire a ricostruire sia a datarli meglio, sia ad avere qualche informazione in più. Però i bronzetti ci danno delle informazioni incredibili, per noi sono delle fotografie dell'epoca, per noi archeologi sono fotografie, cioè con i bronzetti noi riusciamo a vedere come si vestivano, probabilmente in parte l'organizzazione sociale, le categorie, le attività, riusciamo a capire che cosa facevano, i vasi che avevano. Vedete, guardate questi che vi ho messo qua, c'è uno, quello lì centrale, che ha addirittura una ciotola, una scodella in mano. Riusciamo a vedere l'abbigliamento, i copricapi, addirittura delle posizioni. Guardate questa mano alzata che è proprio la caratteristica tipica del bronzetto, il saluto, una sorta di posizione benedicente, di saluto, che in fondo un po' nella Sardegna c'è rimasto un po' questo modo di salutare, tutti quanti con la mano alzata così come una sorta di segno di pace. Comunque l'interesse di questi bronzetti che vi ho messo qua è che ognuno di loro ha in mano del pane. Proprio in questi 3 casi hanno dei pani piatti, ma sono tantissimi, guardate, ne abbiamo contato tantissimi di bronzetti che offrono un pane. Molto spesso non è facile distinguerlo perché si vede nella mano solo un disco piatto, ma considerate che sono piccoli, sono difficili da produrre e una cosa così piccola come la presentazione di una focaccia non è facile da rendere perfettamente, quindi chiaramente una focaccia non lievitata viene resa come un disco. Guardate, tutti i casi, questi qua hanno un disco in mano che potrebbe sembrare un vassoio, ma con molta probabilità è un pane. Addirittura in quello centrale, purtroppo nella foto non si vede bene, ma è persino decorato. Ha una sorta di croce, dei puntini nei 4 spicchi, quindi proprio un pane decorato. Lo stanno offrendo perché per loro era importantissimo, probabilmente lo offrivano alla divinità o alla natura, non lo sappiamo. Abbiamo anche rappresentazioni di quelli che ci possono sembrare dei pani lievitati, o torte o pani lievitati, pani ripieni, non sappiamo esattamente, ma sicuramente per quanto noi abbiamo trovato finora soltanto pani non lievitati, è quasi scontato che conoscessero anche la lievitazione, perché alla lievitazione ci si arriva anche per sbaglio dimenticando l'impasto o cadendo nell'impasto qualcosa che attiva la lievitazione, che so, mettendo un po' di miele nell'impasto noi abbiamo sperimentato che il pane lievita un pochino, perché il miele fermenta, mettendo della frutta tipo l'uva passa il pane lievita naturalmente un pochino, quindi sicuramente loro erano arrivati alla lievitazione e producevano dei pani lievitati. Però abbiamo molti dati
che ci fanno pensare che il più del pane prodotto nel mondo nuragico fosse un pane non lievitato. Comunque in questi bronzetti potete vedere questi pani grossi che in parte ricordano un po' il civrage, quei pani che si producono nel Sud Sardegna, però devo dire che a me ricordano anche le panadas, quelle grandi che si producono in diverse zone della Sardegna, quei grandi pani ripieni, che alla fine è un concetto molto basico che ritroviamo in tutto il Mediterraneo, ma anche oltre, del creare un pane ripieno, cioè fai una base di pane, ci metti un ripieno e lo ricopri e lo cuoci. Cioè è un concetto estremamente basico che troviamo dappertutto, quindi mi sembra impossibile che non fossero arrivati a qualcosa del genere, è probabile che li facessero. Chissà, potrebbero essere pani lievitati, pani ripieni, però veramente guardateli, sono tutti molto simili, con una decorazione sopra raggiera, molto grossi, ripeto, ricordano molto anche i civrage o i pani del Sud Sardegna. Qua ne abbiamo altri, anche questo, il primo, e invece mi fermo qualche minuto sull'ultimo bronzetto, quello a fianco, che ha un vassoio che tra l'altro a me ricorda alcuni vassoi di sughero o anche di legno che sono presenti nella cultura sarda fino a tempi quasi recenti. Ecco, questo è stato definito il bronzetto con le ciambelle, chi ci ha visto veramente delle frittelle. Io devo dire che una volta una studentessa di Lula ha portato allo scavo questo tipo di pane dolce che fanno a Lula su cocconebbio e ha detto: "Guarda, sembra il pane del bronzetto". Al di là della forma qua che è un po' doppia, però effettivamente un pane dolcificato col miele, una cosa così basica che probabilmente lo facevano, era il pane dolce di allora. Nella tradizione sarda il pane dolce, saguzzula dulche, con il miele o con della frutta secca è presente un po' dappertutto, quindi è possibile che nel mondo nuragico il miele c'era, la frutta c'era, quindi è probabile che facessero una sorta di pane dolce e chissà che non sia questo rappresentato nel bronzetto, delle ciambelline di pane dolce, magari davvero come i coconeddos di Lula e di altre parti. Penso che in Baronia li facciano in diverse zone. Altre testimonianze indirette della panificazione sono i vasi. Noi siamo abituati che il pane si fa nel forno, il pane si cuoce nel forno a legna, nel forno a gas, nel forno elettrico. Ecco, torniamo indietro ai nostri nonni, il pane si cuoceva solo nel forno a legna. Però ci sono zone della Sardegna, del Nord Sardegna, che hanno conservato una tradizione che veramente sembra eredità del mondo nuragico. Cucinare il pane in un tegame messo sulle braci, nel camino, in un fuoco all'aperto. Ecco, i nuragici cuocevano il pane in un tegame di terracotta nelle braci. Abbiamo poche tracce di forni per l'epoca nuragica. Per l'epoca nuragica antica, cioè quella vera e propria del bronzo medio e bronzo recente, non ne abbiamo. Quelli che abbiamo sono già dal bronzo finale, qualcuno forse può essere datato al bronzo recente, bronzo finale è l'età del ferro, però ne abbiamo pochi. È vero che probabilmente è una carenza della ricerca, sono anche difficili da individuare, però veramente rispetto al numero dei villaggi investigati, alle strutture che si investigano, ne troviamo pochi, mentre di questi tipi di vasi che vedete qua in foto ne troviamo tantissimi. Tegami e teglie. Sono delle vere e proprie teglie di terracotta. Chi dal resto d'Italia conosce i testi o anche altri tipi di vasi simili che moderni, relativamente moderni, che vengono utilizzati per cuocere delle piadine, delle focacce, può capire di che cosa sto parlando. Sono vasi bassi, delle teglie circolari con pareti basse, che venivano posti sulle braci, sul fuoco, con una focaccia dentro. La focaccia non lievitata, ma si può usare anche per il pane lievitato, veniva cucinata così direttamente sulla brace, come vedete nella foto sotto, che è una foto della nostra sperimentazione. Ne troviamo quantità enormi, tutto il bronzo medio e tutto recente, e il bronzo recente in tutta la Sardegna. Poi nel bronzo finale, nella Sardegna meridionale, iniziano a sparire, non si trovano più. Però nel Nord Sardegna, soprattutto in Gallura, ma anche nella zona del Sassarese, a Budusò, dove stiamo scavando noi oggi, si ritrovano ancora fino all'età del ferro. Addirittura in certe zone vengono ritrovate anche in contesti tardissimi, in contesti punici, in contesti romani, contesti medievali e non solo, poi vi farò vedere che veramente è una cosa che è durata in certe zone, conservata fino ai giorni nostri. Oltre ai tegami e le teglie usavano le coppe di cottura, che è una cosa molto simile, è l'antenato del forno, dei forni che utilizzavano le nostre nonne sulla cucina. Qualcuno di voi li avrà conosciuti, quei forni di metallo a cupoletta che venivano messi sulla cucina e ci si cuoceva anche la torta. Ecco, in realtà il concetto è quello, la coppa di cottura si mette sopra
una piastra di cottura, che è una piastra fatta di argilla, una grossa piastra di argilla che viene prima riscaldata con un bel fuoco, con delle braci che magari si possono lasciare anche al lato, intanto riscaldano l'argilla tiene bene il calore, si pulisce, si mette la focaccia, si copre con la coppa di cottura che crea una sorta di forno e qui il pane continua a cuocere. Quando è pronto si può mangiare. Addirittura ci sono tutta una serie di studi che vedono anche la coppa di cottura utilizzabile per cuocere il pane sopra, cioè nella parte superiore, che è un po' bombata. Rispetto al tegame si riconosce perché il tegame ha il fondo piatto, questo è un tegame rovesciato ma con la parte superiore un po' bombata. È probabile che, come succede in Africa fino ai giorni d'oggi, fino ai giorni nostri, anche questa potesse essere utilizzata sul fuoco sopra le braci, mettendoci la focaccia sopra che si attaccava e quando era cotta si staccava, si poteva togliere, un po' come succede con quei pani che troviamo veramente in diverse zone del mondo arabo, ma anche in Turchia, insomma in un sacco di posti. Poi ci sono le piastre di cottura di cui vi parlavo prima, eccole qua, sono delle piastre, dei veri piani di argilla che hanno forti tracce di combustione che venivano riscaldati con le braci e poi utilizzati per cuocere come una vera e propria piastra. Altre testimonianze indirette sono le pintadere che venivano usate per decorare il pane, ne abbiamo da tantissime da tutta la Sardegna. Non immaginate che si prendessero la briga di decorare il pane tutti i giorni, no, il pane probabilmente veniva decorato per le feste, per occasioni molto particolari, come del resto è rimasto nella Sardegna fino a 50 anni fa, in certe zone fino ad adesso. Il pane decorato è quello del matrimonio, quello della festa, quello per la festa religiosa, solo per le occasioni. Probabilmente le pintadere servivano per distinguere, per decorare, per distinguere il pane in determinate occasioni religiose, tant'è che molto spesso le troviamo in contesti molto particolari. Un'altra cosa interessantissima è chiaramente una mia visione personale, questo è un concio del santuario Nurdole, del nuraghe Nurdole di Orani, in cui ci sono dei simboli rappresentati. C'è chi ci ha visto ruote di carro, c'è chi ci ha visto degli scudi, io ci vedo pane, ci vedo le spighe, come potete guardare lì, e ci vedo pani rappresentati, pani circolari, simili, con motivi decorativi simili a quelli delle pintadere, ma anche simili a quelli rappresentati nei bronzetti, questi segni, questa sorta di spicchi e i puntini che troviamo nei bronzetti, a volte nei pani retti dai bronzetti ce li troviamo qua. E anche quello rettangolare, perché no? Magari facevano davvero un pane rettangolare, squadrato, chissà. Magari non è così, però secondo me l'associazione con la spiga può essere un indizio, la similitudine alla pintadera a me fa pensare l'importanza del pane che aveva per i sardi del periodo nuragico, ovvero dell'età del bronzo finale del ferro, secondo me ci sta perfettamente che in un posto come questo, utilizzato già in una fase diversa della Sardegna nuragica, in cui c'è già una religiosità più forte, comunque secondo me ci sta perfettamente. Continuando ad andare avanti, abbiamo le spiane. Le spiane sono sempre simili ai tegami, simili non alle coppe di cottura, ma comunque simili ai tegami, però sono senza pareti, sono dei dischi di terracotta decorati, quasi sempre decorati, usati probabilmente sia per stendere la pasta, ma forse anche per cucinarla, chissà. Guardate che belli, questo viene dal nuraghe Arbuccio, guardate come sono decorati, o questo che viene da Irgoli, conservato all'antiquario comunale di Irgoli, guardate ha tutti i segni del cesto, probabilmente fu realizzato proprio sopra un cesto. Anche qua, quello che vedete sotto c'è la prova di un pane, come poteva uscire un pane sottile, una focaccia sottile cucinato sopra questa spiana. Sono molto interessanti. Poi vi faccio vedere una ricostruzione della capanna di Surbale, un insediamento del territorio di Teti, in cui si trovò la capanna miracolo, potremmo chiamarla, una capanna che si incendiò e venne abbandonata così com'era, come quando avvenne l'incendio, parliamo di un periodo del bronzo finale, e che ci ha permesso di ricostruire come si viveva dentro una casa di epoca nuragica, che cosa c'era, qual era l'arredamento. Questa nella foto che viene da Sardegna Cultura è la ricostruzione della struttura che si è fatta all'interno del museo di Teti. Guardate, dentro sono stati disposti i beni trovati all'interno della struttura così come sono stati trovati. Vedete al centro c'è il focolare con le braci, i vasi per cucinare, alcuni messi l'uno sopra l'altro, messi sopra delle basi. Lo vedete a sinistra un tegame grandissimo che è rotto a metà, vedete? Quindi
era presente, delle pietre, abbiamo una sorta di ripostigli creati mettendo delle lastre, i vasi accumulati, il corredo della casa, i resti della stuoia. Quindi vi invito a vederla perché è una cosa molto interessante. E anche qua abbiamo visto che il tegame era assolutamente presente nella casa, la macina, il macinello erano presenti nella casa come proprio, non dico arredamento, ma comunque corredo della famiglia che ci stava. Che pane facevano i nuragici? Dopo tutti questi dati, che cosa siamo riusciti a capire? Facevano principalmente focacce non lievitate, pani non lievitati, almeno i dati che abbiamo finora dicono quello, però sicuramente facevano pani lievitati, perché è veramente difficile che non ci siano arrivati anche per caso. E spesso i pani decorati, non sappiamo quando li facessero, presumiamo che li facessero per occasioni particolari. Il pane si faceva tutti i giorni, la farina si macinava tutti i giorni, tutto veniva fatto ogni giorno. Abbiamo focacce, sicuramente facevano delle focacce semplici, cotte in vasi, nei tegami, sulla brace, sulla cenere, oppure cotte sulla piastra di cottura, per esempio, o anche direttamente sulla cenere. Ancora oggi ci sono zone della Sardegna in cui si usa la focaccia cotta direttamente sulla cenere. Bisogna stare attenti che non si bruci, però cuoce perfettamente. Abbiamo ancora pochi dati purtroppo sull'uso del forno per il pane. C'erano, sono stati trovati, ne sono stati trovati diversi, però devo dire che sono poco studiati e ci sono ancora troppo pochi dati per riuscire a capire esattamente in che momento riusciamo ad averli e quanti ce n'erano, cioè se era un qualcosa di veramente diffuso o se era qualcosa raramente presente. Poi abbiamo fatto un'altra parte di studio che è legata un po' più alla etnografia. Quando stavamo cercando di capire effettivamente se il tegame, potesse essere utilizzato per produrre il pane, è capitata l'occasione di vedere tutta una serie di vasi usati nel resto del Mediterraneo per produrre pani cuocendoli sulle braci. O meglio, prima di arrivare al resto del Mediterraneo mi è capitata la fortuna di vedere quelli che si conoscono in Sardegna. Nel Nord Sardegna, in alcune zone, è rimasta la tradizione fino a non molto tempo fa di cuocere il pane in tegami di terracotta, che sono molto molto simili ai tegami alle teglie nuragiche. All'Uras, per esempio, è ancora viva la tradizione del suvundeddu, un vaso di terracotta che è quello che vedete rappresentato nelle foto, che addirittura si è modernizzato, è fatto con argilla depurata, viene decorato, è bello grosso, si può utilizzare addirittura sul fornello come vedete nella seconda foto oppure nella brace del camino su un treppiede e viene ancora oggi utilizzato per fare delle focacce anche lievitate, addirittura molto spesso qualcuno ci metteva lo strutto per condirla. Nei comuni di Alà, parliamo del Monte Acuto, quindi diciamo che siamo nella Sardegna centro-orientale, nei comuni di Alà e nelle frazioni di Padru, era molto conosciuto su Goghegozzula, che veramente veniva utilizzato forse fino a 40-50 anni fa, gli ultimi utilizzi, e che molti conservano gelosamente nelle case. Goghegozzula in sardo vuol dire cuoci focaccia, quindi il nome dice tutto. Ecco, un vaso che è identico al tegame nuragico. Qualche archeologo che ha visto uno dei miei vasi esposti in uno dei laboratori pensava fosse un tegame nuragico, invece era un Goghegozzula recente. In Gallura si è persa la tradizione, ma mi hanno raccontato in alcune zone della Gallura si faceva un pane cotto in un tegame di terracotta che si chiamava luttiano, il tegame, e lucocco in luttiano, il pane nel tegame, quindi si conosceva anche in Gallura. In alcune zone si cuoceva invece il pane direttamente nella cenere o nel piano del camino. Sto parlando di una tradizione rimasta veramente fino a ieri e che probabilmente ha radici antichissime. Non escludo veramente che si colleghi a quella nuragica. Addirittura di recente mi hanno detto che a Monti si conosceva un tegame di terracotta che si chiamava Sescadaiolo. Quindi tutta la parte del nord-est Sardegna, che è molto conservatrice, la Gallura anche, ha tenuto questa tradizione di cuocere dei pani nei tegami di terracotta nel focolare. Perché? Se esistevano già i forni. Ma perché era comodo, era veloce. Fare il pane nel forno non è così comodo e veloce, devi pianificare, hai bisogno della legna, hai bisogno di tempo. Quel che mi hanno raccontato, almeno per la mia esperienza nella zona delle frazioni di Padova, su cui mi sono documentata di più avendo più possibilità,
è che in passato, quando arrivavano ospiti inaspettati e le scorte di pane nella casa, la base del pane era il pane Carasau, non erano sufficienti, cosa si faceva? Si impastava velocemente una focaccia, se c'era tempo lievitata, se non c'era tempo non lievitata, si tirava fuori il sugo che gozzola, cioè il tegame, si metteva nel fuoco e nel mentre che si impastava la focaccia, il tegame scaldava, ci si metteva e si iniziava a cuocere focacce e c'era il pane veloce per l'occasione, quindi un pane di emergenza. Oppure c'erano degli ospiti, all'epoca si viaggiava a piedi, gli ospiti la mattina magari all'alba dovevano partire, avevano bisogno di cibo per il viaggio, gli si impastava velocemente una focaccia e se la portavano così, la cuocevano nel mentre che si faceva colazione e se la portavano con sé. O ancora d'estate, quando accendere il forno era caldo, era più complicato, o quando per esempio durante la transumanza non si era a casa e non si aveva il forno, si portava presso questo fornetto portatile su gozzola, si faceva un fuoco anche all'aperto e si metteva, si iniziava a fare pane per tutti. Quindi immaginate una tradizione rimasta fino a ieri. Tradizione che però non è solo sarda. Sardegna noi possiamo veramente dire che potrebbe, essendo la Sardegna conservatrice, potrebbe essere l'erede del tegame nuragico, ma è conosciuta in tutto il Mediterraneo. Se andate in Medio Oriente, se andate in Siria, in Libano, trovate questi vasi che vedete qua in basso a destra. Se guardate la decorazione di quel vaso, che non è antico, questo è una foto che mi hanno mandato di un tegame trovato in un locale in Siria, probabilmente di ieri. E guardate, non vi ricorda qualche pintadera, non vi ricorda qualche simbolo legato al mondo nuragico? Poi, quello che vedete in alto è uguale a su Gozzola, uguale ai tegami nuragici, è il pilecchi che si usa in Turchia per fare delle focacce cotte nella brace. Quello che vedete a destra in Algeria, la tagine, che c'è anche comunque nel mondo marocchino, addirittura ha tutta una serie di decorazioni in rilievo all'interno che servono per migliorare la distribuzione del calore sulla focaccia. O quello che vedete sotto, il Crepulia della Serbia, è veramente similissimo ai tegami nuragici, ma ce ne sono tantissimi, persino in tante zone d'Italia. Il testo, per esempio, è l'erede di questi. Si conoscono veramente in Africa, in Turchia, dappertutto. Questa è un'eredità neolitica, sono i primi forni, i primi modi di cuocere il pane che l'uomo ha conosciuto. E il tegame nuragico rientra in tutto questo grande ambito. Si conoscono in Egitto, per esempio, in tutto il Medio Oriente. Qua vi ho messo alcune foto, alcuni esempi di questi tegami moderni della Sardegna. In alto a sinistra vedete il tegame di Lura, su Fundeddu di Luras. Questo è la ricostruzione, questo, ecco, quello che vedete proprio con la focaccia è la riproduzione del tegame nuragico. Quello che vedete in alto quello è invece un kogegozzola. Anche questo è un kogegozzola. Guardate, qua ci sono quello che vedete nell'altra foto in basso a destra, questa è la versione moderna, quello più arancione. Invece quello a sinistra è antico. Si ritrovano veramente, ancora qualcuno ce li ha conservati nelle case. E a tutto questo studio, oltre lo studio delle testimonianze materiali, oltre lo studio etnografico, quindi confronti etnografici, abbiamo fatto tutta una parte di sperimentazione. La sperimentazione l'ho fatta nell'ambito del laboratorio IPAM di cui faccio parte, il laboratorio dell'Università di Sassari, con cui facciamo diverse attività di archeologia sperimentale, dalla fusione del bronzo alla riparazione dei vasi con il piombo come si faceva in epoca nuragica, la tessitura e filatura, lavorazione della ceramica, alla cottura di alimenti, molitura dei cereali e panificazione. Io con la mia collega Valeria Congiato facciamo la parte del laboratorio sulla panificazione, lavorazione dei cereali, sul pane nuragico e abbiamo cercato di sperimentare, ci siamo ricostruite un tegame con le stesse tecniche con cui si lavorava la ceramica in epoca nuragica e l'abbiamo utilizzato, ci abbiamo sperimentato sopra, abbiamo provato a farci delle focacce e siamo arrivati ad un uso abbastanza ormai rodato, cioè il pane viene perfettamente lì. Certo non immaginatevi il pane a cui siete abituati oggi, immaginatevi una focaccia molto semplice, ma funziona perfettamente, funziona sulla brace, funziona se lo mettete persino sul fornello della cucina con una retina spargifiamma. E questo, come ho detto già all'inizio, lo presentiamo molto spesso al pubblico con i nostri laboratori in cui coinvolgiamo spesso bambini, studenti delle scuole, in cui gli facciamo tutta la spiegazione sul pane nel mondo nuragico, sull'agricoltura e poi li coinvolgiamo direttamente perché la partecipazione interattiva è
ha un grande potere sui bambini. Nel momento in cui partecipano, memorizzano e si sensibilizzano verso la conoscenza della storia, delle proprie radici, della cultura e si divertono tantissimo, imparano divertendosi. Noi lo facciamo veramente come divulgazione perché ci piace molto e devo dire che finora abbiamo avuto buoni risultati. Facciamo la molitura del grano, ci siamo rifatti tutta una serie di macine, la facciamo noi e dovete vedere che la molitura del grano a mano sembra difficile, ma non lo è, ti dà soddisfazione subito perché riesci subito a fare la tua farina e dovete vedere i bambini quanto si divertono, anche gli adulti, questa la provano spesso anche gli adulti. Le impastiamo, come potete vedere qua, non conoscendo tutto lo strumentario del mondo nuragico, molto spesso utilizziamo o cose moderne o comunque, che so, piatti di legno, strumenti di legno, di sughero che sicuramente loro potevano fare. Abbiamo sperimentato persino i pani dolci che, come vi dicevo all'inizio, abbiamo visto che aggiungendo un po' di miele al pane, miele ce l'avevano tranquillamente nel mondo nuragico, la focaccia lievita naturalmente o anche con la frutta secca. L'abbiamo decorato, quindi per vedere la funzionalità delle pintaderas. Le pintaderas funzionano perfettamente. Tutti quelli che dicono che le pintaderas non vanno bene per decorare in pane, che erano orologi, che erano altro, che erano chissà che, le pintaderas son perfette per decorare il pane, funzionano. Poi che le avessero usate per altri, che avessero un valore simbolico importantissimo, che rappresentassero qualche altra cosa, ci posso anche credere, ma vi dico la verità che sono uguali ai timbri che avevano le nostre nonne. Mia nonna aveva i timbri per il pane, ce li aveva di sughero, ce li aveva di legno, ma ce li aveva e funzionano, così come funzionano le pintaderas. Le abbiamo decorate, sì, c'è un po' di libertà interpretativa nelle nostre decorazioni, però molto spesso cerchiamo di riprodurre, a parte i simboli delle pintaderas, anche quei buchetti che vediamo spesso, quei cerchieli che vediamo rappresentati nei pani dei bronzetti, quegli spicchi. Ecco, abbiamo fatto diversi tentativi. Vedete quel pane, il terzo, quello in basso a sinistra? Questo l'abbiamo riprodotto vedendo quello del bronzetto barbetta, che lo chiamano quello con la barbetta, con una sorta di pizzetto, che ha un pane diviso in 4 spicchi con dei cerchietti al centro. Guardate, poi cotto viene perfetto. Poi questi abbiamo fatto diversi tentativi, chiaramente questa è fantasia, non è che, però quel che si può si cerca di riprodurre i pochi dati che abbiamo. E poi lo cuociamo con i tegami. Qua abbiamo fatto addirittura la prova utilizzando il tegame nuragico, nella seconda foto in alto, il tegame nuragico e il kogegotsula di Padru, e abbiamo visto che funzionano allo stesso modo, anche gli stessi tempi di cottura. Anche nella terza foto, quella in basso a sinistra, c'è il nostro tegame nuragico e a fianco un kogegotsula, anche lì stesso discorso. Abbiamo fatto nella foto che vedete in basso a destra addirittura la prova delle anse, dei manici, diremmo, dei vasi. Ecco, abbiamo provato se effettivamente potevano essere funzionali a sollevare con dei bastoni. Funzionano, però c'è anche da dire che questi tegami non hanno vita lunghissima, essendo sul fuoco, essendo usati tantissimo, si rompono dopo tutta una serie di usi. Stiamo conteggiando anche quello, quanto tempo può durare, quanti usi può fare un tegame. Ecco perché nei contesti nuragici ne troviamo in grandissima quantità, li dovevano rifare molto spesso. E poi quando è cotto lo mangiamo e lo facciamo assaggiare e la gente è spesso entusiasta perché il pane che hanno fatto loro hanno visto con la farina che hanno fatto loro, quindi è una cosa anche carina. Però abbiamo veramente riprodotto tutta la filiera dall'inizio alla fine. Questo ci è stato utile a noi per l'archeologia sperimentale, con l'archeologia sperimentale, per aggiungere dati al nostro studio sul pane, ed è poi utile riproporlo al pubblico, far rivedere la sperimentazione, perché si possono capire tante cose, si vede come facevano le attività produttive nel mondo nuragico, si possono capire tante cose e a volte sensibilizza non solo sulla conoscenza del patrimonio archeologico, sulla cultura, ma anche sul modo di vivere, su tante cose che abbiamo perso il rispetto per il cibo, il rispetto per il pane. Molte persone non sanno cosa ci vuole per fare il pane, sono abituati a comprarlo, non sanno come si arriva, non sanno il lavoro che c'è dietro. E quando uno lo prova, quando uno vede, gli viene raccontato, entra più nell'argomento e purtroppo queste cose dovremmo reimpararle tutti quanti. Nell'antichità non c'era posto per lo spreco, nell'antichità tutto aveva il suo valore. E niente, con questo ho concluso tutta questa grande carrellata facendovi vedere che cosa si faceva nel mondo nuragico, com'era il pane nuragico. Spero di essere stata chiara, che vi sia piaciuto. Se ci sono domande io sono a disposizione. Ecco qua. Ah, ma guarda, complimenti, complimenti davvero. Che spettacolo. È stato davvero un bel racconto con tanti dettagli. Allora, devo dire che
domande poche, sono tutti complimenti. Eh. Guarda, c'è una marea di complimenti, domande poche. Dai, scrivete anche qualche domanda, approfittate di Giovanna che è qui, se avete qualche curiosità sul pane, sulla panificazione, vi risponde. Dai, qualche domanda. Sì, sì, tutto complimenti, tantissimi complimenti. Allora, fammi andare un po' indietro perché c'era una domanda subito. Ecco qua. È un Allora, argomento Fabio interessante. aveva scritto: è stata mai creata una mappa della Sardegna antica basata sulle analisi botaniche e quindi con la distribuzione delle coltivazioni. Questo è molto interessante. È difficile, i dati Difficile, adesso vero? iniziano ad esserci, ma non si ha veramente un'analisi a tappeto, quindi abbiamo un po' dei dati a macchia. Piano piano ci si sta lavorando, si stanno raccogliendo questi dati, ci si arriverà di sicuro, soprattutto adesso che stanno aumentando le analisi, quindi si ha qualche dato in più. Io so che per quanto riguarda il mondo nuragico, per alcuni contesti c'è chi ha raccolto veramente tutti i dati e sta iniziando a sommarli, sono state fatte anche delle tesi di dottorato, però ufficialmente non esiste un documento del genere. Ci si arriverà di sicuro, è fondamentale che ci si arrivi, almeno quando si hanno un po' più di dati, perché potrebbe essere utile per tante cose. Certo è che per alcune zone si hanno più dati che per altre, che so, contesti del Sud Sardegna ci danno più dati rispetto al Nord Sardegna, anche in base alla distribuzione degli insediamenti più importanti, però devo dire che si hanno dati un po' dappertutto. Sì. Adesso mi è venuta una curiosità. Per gli scavi fatti, per esempio, 20 anni fa, non si hanno più la possibilità, non si ha più la possibilità di recuperare questi dati che adesso, grazie alle moderne tecnologie, è possibile studiare i pollini. Gli scavi di 20 anni fa, 30 anni fa, è andato tutto perso? Se hanno raccolto il sedimento si può analizzare quel Si sedimento, se può hanno raccolto ancora? campione, se hanno campionato sì, si può fare. Ok. È che Poi, molte cose prima non si pensava, non ci si non si ragionava, non si pensavano. facevano. Infatti. Allora, Nemo, io saluto Nemo perché Nemo è un grandissimo nostro affezionato. Allora, io l'ho detto una volta, non so, Nemo, forse te l'ho scritto nella chat, non so, non mi ricordo, però tu a uno dei prossimi eventi estivi che facciamo dal vivo, tu devi venire perché tu hai un premio. Tu riceverai un premio da Sardegna Turistica perché tu sei la persona che da quando, non mi ricordo, penso già dai primi anni tu sei sempre venuto, eri sempre presente alle dirette, a tutto, quindi ricordatelo, lo sto dicendo in diretta, quindi sono tutti testimoni. Vieni a un evento perché ti porterò un omaggio. E Nemo scrive, viste le aspettative, quanto sono impegnative le indagini mirate? Antichi pozzi al limite di acquitrini e zone umide. Sono impegnative, Anche certo. questo è molto interessante. Eh, ci vogliono squadre, ci vogliono soldi, ci vogliono progetti, ci vogliono soprattutto progetti. Se si riuscisse ad avere finanziamento, a fare un progetto, tutto si può fare. Impegnativo lo è, assolutamente anche tanto, però potrebbero dare delle informazioni molto importanti. I pozzi veramente, effettivamente quando si riesce ad avere il sedimento antico conservato, si hanno determinate, ci sono sicuramente delle potenzialità. Vedete il contesto di Saosa, lì però è capitato per caso e non è che si è cercato, è capitato per caso e ha fornito un sacco di dati. Cercarli così è un po' più complesso, anche più rischioso, però tutto si può fare, magari si facessero queste cose. Purtroppo già vedete che i finanziamenti per l'archeologia, per gli studi non sono tantissimi, anzi in questi anni qualcosina in più, però ci vorrebbero. Eh, quindi, cioè, allora, studiare per esempio i polli, che sono insomma, saranno delle cose infinitesime, saranno di una piccolezza estrema, vanno in dei laboratori molto specializzati, cioè sono dei laboratori molto particolari. Eh sì, gli studiosi di paleobotanica, prendono i sedimenti, li analizzano, ma dal sedimento, veramente da un campione di terra se le condizioni sono ideali, cioè se c'è la possibilità che si conservi il polline, che si conservino i microresti, possono tirar fuori tutta una serie di informazioni, non solo il polline, veramente microresti, dallo studio delle tracce lasciate dalle specie vegetali, dalla silice per esempio che si conserva in certe specie vegetali, dallo studio dei microorganismi, si possono tirar fuori tantissime informazioni.
cose invisibili all'occhio nudo che chiaramente non studia l'archeologo, ma chi è specializzato in quel settore, studiosi delle scienze della terra, il geologo per esempio, il paleobotanico nel caso della botanica, oppure lo zoologo per quel che riguarda microrganismi, animali, insomma ci sono tantissime specializzazioni. Per questo l'archeologia deve collaborare con tutte le discipline. I dati più belli li abbiamo avuti da quando l'archeologia si è legata a gruppi, ha creato delle squadre miste in cui ognuno porta la sua conoscenza. Quindi sostanzialmente, poi tradotto in parole molto semplici, significa che ognuna di queste informazioni è un laboratorio diverso ed è lì che ci vuole molti soldi, il motivo è quello. Sì, ci vogliono soldi, ci vuole un progetto, ci vogliono progetti di ricerca che uniscano enti diversi, che permettano di pagare analisi di laboratorio, perché ci sono delle cose che non richiedono grandissimi costi, ma ci sono delle cose che richiedono costi alti, perché il campione magari va trattato, va conservato in determinate condizioni, quindi lì il campione deve viaggiare. In Sardegna non abbiamo grandi studi, grandi laboratori, molte cose non si possono fare, quindi il campione va trattato, mandato, conservato. Allora, Maria Antonietta ti fa i complimenti, grazie Maria Antonietta. Poi Anna, guarda, questo ti dà ragione. Anna, fino ai decenni scorsi, fino a quando nei paesi di Stefano Molino si conservava il grano, non la farina. È vero. È sempre, è Allora, meno rischioso. Antonio, la tua è una magnifica orazione, complimenti. No, te l'ho detto, ci sono più complimenti che domande. Hai visto? Sarebbe interessante introdurli dentro le scuole per capire la nostra storia. Concordo, non solo per la storia, ma anche per sensibilizzare i bambini che vedono il pane come la merendina, allo stesso livello della merendina, e non sanno che cosa c'è dietro. Antonello, bravissimo, la nostra Giovanna, Il nostro complimenti. sindaco. Allora, sempre Antonello, ancora non si è compreso appieno lo studio della dottoressa Fonda, ritengo raffrontato lo sopra a proposito di missione esplorare. Beh, Il nostro è sindaco vero. di Padru, che crede fortemente nella valorizzazione di queste tradizioni, che lui tutela la tradizione del Covegozzula, che è tipica proprio delle frazioni comuni di Padru, lui sta lottando per valorizzarla, per far sì che si riesca veramente a studiare. Ma infatti questo è un pretesto per creare iniziative, per creare turismo anche, perché Sì, assolutamente. le tradizioni attirano moltissimo, poi specialmente adesso non c'è più solo il balneare che attira, adesso c'è proprio un altro tipo di No, turismo. qua dal turismo esperienziale, ma c'è tutto Esatto, veramente, la quindi anche cultura. questa è un bel appiglio, bravi. Poi abbiamo Stefania, bravissima dottoressa, ha il potere nel modo che spiega tutti i passaggi da trascinare mentalmente nel percorso della storia. Te l'ho detto, tutti i complimenti. Complimenti. Poi abbiamo Betto, la dottoressa Giovanni è bravissima, sempre molto interessante. Mi ricordo di lei in un antico video dove parlava delle ceramiche nuragiche in Iberia. Sì, ci sono i tegami sardi nella penisola iberica, sì. Sì. Io ci rido, ma dove vado io vengono fuori i tegami sempre, mi perseguitano. Sarà un'altra puntata quella dell'Iberia, delle zone spagnole. Sì. Allora, Patrizia, complimenti. Antonella, complimenti. Bene, grazie dottoressa, molto interessante. Quando producete il pane usate farine miste? Allora, noi usiamo farina di grano. Abbiamo fatto dei tentativi con l'orzo, però l'orzo richiede dei trattamenti diversi. Anche il pane di orzo che si faceva in tempi quasi recenti richiedeva una lavorazione molto più complessa. Ci stiamo studiando, ci stiamo lavorando, però è un qualcosa che è anche più difficile da riprodurre in pubblico perché richiede più fasi di lavorazione. Noi usiamo, chiaramente non abbiamo i grani antichi, stiamo lavorando anche su quello, stiamo cercando di fare dei progetti che coinvolgano agronomi che ci permettano di riprodurre grani antichi e lavorare quelli. Però cerchiamo di usare i grani che abbiamo a disposizione. Nel mio caso, avendo in famiglia un'azienda agricola, usiamo il grano che coltiviamo noi, quindi stiamo usando un grano biologico già di un altro livello. Non facciamo chissà che non cereali misti, grani misti sì, in qualche volta che so, ho provato a mischiare il grano duro col grano tenero, sì, abbiamo ottenuto diversi risultati. E usiamo la farina che produciamo noi, quindi fatta a mano con la macina in pietra, quindi è proprio
riprodurre totalmente la filiera antica. Allora, poi abbiamo Gurka. Sono mai stati ritrovati i semi del grano coltivati dai nuragici? Sì, sono stati ritrovati e quelli che vi ho fatto vedere prima, sono quelli che vi ho fatto vedere erano Esatto. tutti di epoca nuragica. Sono stati, sì, si è capito il tipo, sono stati classificati. Analisi botaniche sono state fatte sulla genetica, so che ci stavano lavorando, non so fino a che punto gli studi siano avanzati, però sì, ci sono degli studi in corso. Chissà che si riescano a riprodurre qualcosa di simile, perché no? A me piacerebbe Sì. tanto. Poi abbiamo Nicola, brava e chiara nel raccontare e spiegare, complimenti, molto interessante. Grazie. Patrizia, si conosce qualche varietà di cereali utilizzati? Sì, li ho elencati all'inizio. Ci sono il grano duro, il grano tenero, Triticum monococcum, Triticum dicoccum, Triticum estivum, ce ne sono diversi tipi se ne conoscono. Farro, Allora, faricello. sì, li hai fatti vedere prima, ma forse magari si è collegata Sì, collegata in sì, certo. ritardo. Sì, Patrizia. Fabio, a Monteprama sono stati fatti studi paleobotanici? In realtà non so se siano stati fatti studi paleobotanici, stavano studiando tutto, cioè il sedimento di Monteprama è stato e verrà analizzato sicuramente in tutto e per tutto. Sicuramente c'è qualcosa in corso, non so esattamente che cosa abbiano trovato a livello botanico, ma sicuramente ci sono degli studi in corso. Allora, forse questo lo conosci, Matteo. Esistono dati archeologici che ci indicano la presenza di santuari nuragici di strutture legate esclusivamente alla cottura e al consumo del pane a livello comunitario. Bella domanda, Matteo. Ti Domanda complessa. salutiamo. Ciao Matteo. Strutture legate esclusivamente alla cottura e al consumo di pane in questo momento non ce le abbiamo, almeno non abbiamo la sicurezza, soprattutto nei santuari. Però che ci siano dei luoghi destinati alla lavorazione dei cereali, alla produzione del pane, alla cottura del pane, le vediamo per esempio nei nuraghi. L'abbiamo detto prima per i nuraghi a Rubbio del Roli, quella torre, quella stanza che viene chiamata la stanza della panificazione. Sappiamo per esempio in contesti come Montezara di Monastir, un'area con tante cose, lì è stato trovato il forno, è stato trovato il tegame, sono state trovate tante cose tutte assieme, anche quello sembra uno spazio forse comunitario, quello del Nuraghi chiaramente è comunitario, ma anche lì a Montezara probabilmente è comunitario. È possibilissimo che ci fossero, sarebbe bello identificarli, bello capirlo, se noi trovassimo una stanza, un ambiente in cui troviamo tutto ciò che riguarda la cottura, la preparazione del pane, la decorazione, ce l'avremmo questa importanza. Io credo che ci fosse la preparazione e consumo del pane a livello comunitario nelle feste legate ai santuari, come c'è rimasto veramente nei santuari recenti della Sardegna, sicuramente c'era. Bisogna trovare i dati, per ora la sicurezza non ce l'abbiamo. Allora, io vi ricordo a tutti quanti che oggi abbiamo pubblicato la puntata della nostra visita agli scavi di Sosmuros a Budusò. Potete trovare nel video, che dura una quindicina di minuti, quindi insomma fate in fretta, è facile a vederlo tutto, trovate oltre Giovanna anche qui Matteo Pischedda che ci mostra il ritrovamento, cioè ci mostra anzi nello specifico lo strato stratigrafico, cioè lo scavo stratigrafico dove si vedono il carbone e l'argilla. Poi andate a vedere il video e capirete perché si vedono. Quindi Matteo, ti salutiamo, ci sentiamo presto. Poi grazie, molto interessante Anna, grazie Anna. Giuseppe, metti assieme capacità divulgativa all'appassionante esposizione del dato scientifico ed ecco che ascoltare Giovanna diventa un piacere. Brava, te l'ho detto, tutti i complimenti. Allora, grazie Giuseppe. Anna, l'orzo ha una lavorazione estremamente complessa e lunga, ma è il più usato perché in montagna ha una resa maggiore. Questa è una domanda più specifica.
Allora, sicuramente in tempi recenti sì, soprattutto in tempi difficili. Sentivo i racconti di mia nonna, e il più coltivato era l'orzo. Mia nonna era di Budusò e diceva che il pane di tutti i giorni era spesso il pane d'orzo. Per loro in certi periodi il pane di grano era più quasi un lusso, diceva il pane d'orzo era buono ma non era buonissimo, sicuramente nulla a che vedere col pane di grano. Probabilmente il discorso è quello, che era più facile coltivare l'orzo, una resa maggiore. Si coltivavano entrambi, però si produceva sicuramente più orzo. Questo però in tempi recenti. Per quel che riguarda il mondo nuragico ritroviamo tutti e due, troviamo sia l'orzo che il grano. Non abbiamo finora dati per poter fare una proporzione. Io credo che si ritrovino tutte e due, probabilmente c'è una maggior percentuale di grano rispetto all'orzo, però abbiamo dei dati singoli a macchia di leopardo, quindi non so fino a che punto in questo momento si possa fare la proporzione. È molto interessante questa domanda di Anna. Allora, le domande non ce ne sono più, però ti dico che in questo momento è pieno di gente che ti sta seguendo sia su YouTube che su Facebook, siamo in diretta contemporaneamente, quindi vi do una chance, o scrivete qualche domanda oppure chiudiamo, così anche Giovanna si Allora, riposa. grazie per questo pubblico così attivo, così Sì, interessante. c'è tantissima gente, poi hai visto tantissimi complimenti, poche domande, ma sei stata così brava che in realtà le domande non ti vengono perché hai spiegato tutto, quindi è quello, tu dovevi lasciare qualche parte un po' difficile così, invece siccome sei Sì, vabbè. bravissima, come hai scritto, allora vabbè, allora prendo qualche minuto, se avete qualche altra domanda scrivetela, avete l'opportunità, qualche altro minuto stiamo qui, se no chiudiamo. Approfitto e ti chiedo fino a quando durano gli scavi che state attualmente portando avanti a Budusò, così mi Fino a tutto organizzo per giugno. registrare la nuova versione della puntata. Sì, vieni verso la fine così vedi se riusciamo a Sì, finire la questa fine, struttura 3. sempre la Stiamo fine. scavando lì. Finiamo a fine giugno. Ah, ok, allora c'è tempo. Va E bene, così allora vediamo vediamo cosa un po'. tiriamo fuori da questa struttura che è molto interessante. Spero di portarvi fortuna. Ho visto che ogni volta che Eh? vado da qualche parte succede sempre qualcosa, è sempre Ti qualcosa di ricordi le positivo. perline? No, ma è successo anche in altri luoghi. Sì. Allora, vedi, sono sempre Pedro, veramente esaustiva, grazie. No, dovete fare qualche domanda, mettetela in Se difficoltà, non le vogliono fare fategli vuol dire che hanno capito. qualche domanda. Stefania, grazie a te. Allora, guarda, io voglio ringraziare tutte le persone che hanno messo i cuoricini nella diretta. Sicuramente saranno per Giovanna, non per me, però tante persone hanno messo i cuoricini, quindi grazie a tutti. No, sono contenta che sia piaciuto, dai, è una cosa che è interessante, perché Antonelli, un poi saluto a tutti a nome della comunità l'archeologia di padre del sindaco Antonello Udine e complimenti. Allora, grazie. signor sindaco, la vogliamo organizzare insieme a Sardegna Turistica una serata dedicata al pane nuragico con il Sì, sì. RIPAM? Allora, se la organizziamo, io sono disponibile, veniamo lì, portiamo tutte le persone che desideriamo, sono tutti che aspettano a vedere come si fa il pane nuragico, no? Sì, Insieme alla tua l'abbiamo collega, fatta perché una, tu non lo sì. fai da sola. No, c'è Valeria che sicuramente sta guardando, c'è Valeria che lo fa con me. Esatto. Quindi organizziamo qualcosa, portiamo tutto il nord Sardegna lì nel paese, a Padru, e mostriamo la civiltà nuragica, un Sì, perché pezzettino della poi civiltà nuragica. era venuta anche Rai 3 a Saavedra Bianca, una frazione di Padru, a vedere il confronto tra il pane nuragico e il pane nel curiguzzola, che è proprio il tipico. Le frazioni di Padru hanno conservato gelosamente questa tradizione Sì? e quindi c'è proprio il confronto. È molto interessante perché ha permesso di valorizzare entrambe le cose, il lato archeologico e il lato etnografico. Però le cose non si devono fare una volta e poi dopo 10 No, è vero, anni è la vero. prossima volta. Perché il turista non è sempre lo stesso e anche se non è turista ma è locale, gli piace rivenire perché per lui è una Concordo, giornata concordo. diversa dal solito. Quindi, signor Sindaco, diamoci da fare, noi ci avviamo alla conclusione e allora, vediamo un po' qua, qualcosa hanno scritto. Maria Antonietta, è possibile che si utilizzasse anche il mais No. per la preparazione del pane?
No, il mais è arrivato dall'America, il mais è arrivato tardi, non è Infatti è nativo arrivato dell'America. dopo. L'ha portato Colombo dall'America. Esatto. Allora, Anna, probabilmente non c'avevano relegato in Relegato montagna in pianura a coltivare la montagna per pascolare. Può Si essere, vero? si viveva dappertutto, montagna, pianura. Noi oggi abbiamo un po' di preconcetti, oggi il grano si coltiva solo in pianura, in posti belli. Guardate che se tornate indietro ai tempi dei nostri nonni, il grano si coltivava anche nei posti più impervi. Guardate in Gallura, guardate nei territori difficili della Gallura. Appena avevano un pezzettino di terreno che fosse un Sì, po' piano, coltivavano il grano, il tanto della famiglia. Non era una grande produzione, ma si faceva. esatto. E ne ha parlato Paola Mancini nel nostro evento, proprio quello che hai detto tu adesso. Allora, Valeria, eccola qua la tua collega. Io stavo per dire, Lei, si vergogna e non dice nulla, invece eccola qui. l'altra anima del laboratorio. Allora, la salutiamo, poi una cosa Sì. concludiamo con l'ultima. Patrizia, come è possibile contattare la dottoressa per laboratori con le scuole? Allora, può contattare il Il laboratorio RIPAM. RIPAM oppure l'associazione Sicuterat, ci trovate su Facebook, su Instagram o potete contattare anche me, Valeria, insomma, a me mi trovate su Facebook, mi trovate su internet in tante cose, quindi nessun problema. Ma laboratorio RIPAM e associazione Sicuterat ci sono su Facebook, su Instagram, scriveteci, ci potete contattare tranquillamente. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Io ti ringrazio tantissimo, Giovanna, sei stata Grazie meravigliosa, a te. bellissima serata. Ringrazio tutte le persone che sono qui questa sera con noi, vi ringrazio tutti uno per uno, siete stati fantastici. Lo so che il martedì è anche una giornata dove in televisione ci sono diverse cose sempre, invece siete sempre in tanti, questo mi fa piacere, sia qui che anche negli eventi di persona, siete sempre tantissimi in questi eventi che abbiamo organizzato in questi mesi a Olbia, quindi ringrazio anche tutte le persone che dalla Gallura stanno venendo a quegli eventi lì. Io vi auguro la buonanotte e ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti, ciao Giovanna. Ciao a tutti.